Ugo Tognazzi, Gino Bramieri, Walter Chiari, Totò, Aldo Fabrizi. Veniamo tutti dall'avanspettacolo. Abbiamo fatto tutti quello che si chiamava, e si chiama ancora oggi, avanspettacolo. Siamo usciti lì, entrati in un'altra atmosfera, in un altro tipo di nobiltà. Siamo stati promossi, non lo sappiamo, ma era tanto bello. E per farlo rivivere, è chiaro, ci vorrebbe un tocco di classe, perché sennò invece che riportarvi qualcosa dalla tradizione si rischia di sembrare essere tornati nella elementarità di un tempo più facile. E allora questa persona di classe l'abbiamo trovata. Direi l'ultima bella donna napoletana di una duttilità ricca di tanta teatralità, che è rotonda, cioè potrebbe riportare tutte le epoche senza il sospetto degli scadimenti e dei confronti. È Angela Luce. Io tengo innamorata, con me non c'è che fa, ma comincia a sapere. Non mi preoccupate, io tengo innamorata, con me non c'è che fa. Ma quella pulita, mi piace di spassare. Se io non ho fornito, non posso più cantare. Maestro, una mossa del signorino sotto lo specchio. Piano piano mi raccomando. Io risoffio di cuore, piano piano. Io sono buona, ma sono queste cose. Vorrei sapere una cosa, la verità. Io sono buona, ma sono queste cose. Vorrei sapere una cosa, ma la verità. Certo mi cuffiate, dico che morite, perché me lo facite, vuoi ammazzarmi sta. Certo mi cuffiate, dico che morite, perché me lo facite, vuoi ammazzarmi sta. Marchesi soffrite di cuore, piano piano mandano di si mandano si rompe. È bello Marchesino, è giovane, per 83 anni. Piano piano noi la facciamo alla francese, così soffre meno, più delicato. Oggi viaggiate e saccio tutto il mondo, ma stu ce l'ha fatata sta sulla casa. Oggi viaggiate e saccio tutto il mondo, ma stu ce l'ha fatata sta sulla casa. A gente ride e canta e chietta a mare guaia, Napoli è bella assai, il cavaliere sta. A gente ride e canta e chietta a mare guaia, Napoli è bella assai, il cavaliere sta.
lo sai che noi uomini eravamo lì e adesso io sono qua. Dunque, direste voi, cosa c'entra uno spettacolo? Direste, ma non lo dite. Potreste anche dirlo. È che loro si vedevano cose così, anche belle. Per esempio si vedono anche duetti, no? Sì, tanti. Duetto, per esempio, come si chiama la donna? Quella di quella... No, tu mia fa, insomma. Tu mia fa. E questo è Café Chantant, Cabaret, tutto quel mondo. Tu mia fa è una canzone, diciamo gli anni? Sì, beh, non ha importanza. Non ha importanza, ma noi mica mica è una canzone di tanti anni fa, ecco. Allora, è una donna che prima del movimento femminista, molto prima, afferma la sua indipendenza dall'uomo, la sua autonomia. Sì, in una maniera un po' particolare. E non lascia nemmeno spazio all'uomo di abbozzare un tipo di dialogo quasi, no? Sì. Mi ha chiesto, ci stai? Dico sì. Allora, siamo nel 1000... Quando sei bella! E come non lo sapevi? Lo sapevo prima. Ma lo cucchiere è bello moon. È bella. E quando uno è bella è bella. Giusto? Questo fidanzato di una simile creatura è timido per bene, come si diceva ai tempi, ha anche un fiore e glielo sta per portare. Però è combattuto tra la tenerezza e l'indignazione perché un amico gli ha detto che lei è stata vista il pomeriggio passeggiare per i giardini con un uomo in divisa, un giovane uomo in divisa. Per cui è combattuto e va a casa per non un regolamento di conti, ma va a casa per dirle un po' la sua indignazione, la sua delusione, farle insomma una ramanzina, ma evidentemente non sa che tipo di donna è e la cosa va così. Ma che? Perché tu sei il mio fidanzato? Io non posso fare dire quel che mi pare. Tu non tieni alcun diritto di domandare quando esco dove vado. Mio signore, sì signore, l'altra sera sono stata a passeggiare col sergente dei pompieri. Devo dare conto a te? No, perché tu mi ha fatto la carità. Mi ha fatto. Si deriga stata zitta, mi ha stata zitta. Oh! O tocchiamo quest'altro tasto? Sei geloso, lo studente che se ne rimbetta. Quel ragazzo che ti stima e che ti rispetta non ci viene in casa quando ci sei tu. L'altro giorno m'ha portato lui cappiella e un vestito. Tu sta roba malerata, no? E questa non mi ha fatto sta carità. Mi ha fatto. Si te dica stata zitta, mi ha fatto importa che la gente che mi riguarda sta dicendo che io sono scorchigliatrice. Duello, vi dovete fare capace che la donna quel che vuole, quello fa. Io non faccio la spiciosa, ma ti dico tutto cose. Quando poi saremo sposi, non ti dico niente di più.